Anche Angelo Tabaro ha incontrato invece il commissario Gulletta, che dirige il comune di Portogruaro. Allora, ascoltiamoci dalla voce di Tabaro cosa ne pensa e insomma qual è la sua posizione. Audio e video ovviamente a Tabaro assieme al collega Rosario Padovano. Grazie, prendiamo la linea dalla Veneto, abbiamo invitato Angelo Tabaro, possiamo già definirla candidato sindaco per Portogruaro oppure con calma? Con calma, Angelo Tabaro. Dunque la corsa alle elezioni del prossimo anno non dico che si sta già accendendo, però anche Bertoncello l'altro giorno nei nostri studi di Portogruaro ha risposto un po' a Corleanoia, a Florean che lo attaccavano. Lei che cosa ne pensa? So che è stato anche dal commissario, ha fatto un incontro con lui, che cosa vi siete detto? Io ho avuto un incontro col commissario con il quale abbiamo avuto uno scambio di idee, di opinioni su quelle che sono le necessità del Paese. Non ci sono problemi per tutte le cose che sono state fatte in regola. Per cui dove ad esempio c'è il finanziamento regionale per i sottopassi di Summaga, lui firma tranquillamente le convenzioni con la regione, e dove non ci sono carte fatte ma ci sono soltanto promesse, è chiaro che non potrà firmare. Mi perdoni, queste carte non si potevano firmare prima dell'arrivo del commissario proprio perché c'era la situazione di stallo politico e non veniva deliberato nulla all'attenzione del Consiglio Comunale? No, potevano essere anche fatte prima, erano pronte per alcune, altre non erano. Bertoncello non ha firmato? Questo lo chiede a Bertoncello e non a me. Io posso dire una cosa invece rispondendo a Bertoncello. Bertoncello ci ha accusato di aver abbandonato il Consiglio, cioè di essere quasi degli impavidi che scappano. Noi non, ha proprio detto che siete scappati. La maggioranza del Consiglio non è scappata, lo ha mandato a casa. Sono due cose completamente diverse. Noi abbiamo mandato a casa chi da 20 anni sta facendo politica, con i sotterfugi, con gli accordi segreti, con le piccole cose. Noi dai cittadini avevamo ricevuto l'incarico di rinnovare l'amministrazione. Più del 50% dei cittadini ci ha autorizzato, ci ha votato per rinnovare. E quindi non era possibile rinnovare perché per le situazioni che tutti sapete noi lo abbiamo mandato a casa. Abbiamo ricreato le condizioni per rinnovare. Vogliamo un'amministrazione in cui i cittadini possono dire la loro e non essere soltanto degli elettori, ma essere cittadini. Perché siamo stanchi che un cittadino per essere tale debba essere soltanto uno che ha un pacchetto di voti. Allora se ci sono i pacchetti di voti arriva l'asfalto, arriva il palo della luce. Se uno non ha il pacchetto di voti non è nessuno, ma è impossibile. Questa era la situazione nella quale ci trovavamo. Li abbiamo mandati a casa. Ringraziamo dunque Angelo Tabaro, è scaduto il tempo, più gritoso del solito Tabaro, o sbaglio? No, mi pare che... Ok, grazie a Tabaro, la linea alla redazione centrale.